che questo è l'ultimo degli incontri di questo ciclo di incontri che abbiamo avviato per la definizione del piano di distretto. Il piano di distretto è lo strumento operativo che ci accompagnerà e ci serve, dove indichiamo le azioni concrete che vogliamo fare per promuovere il distretto e favorire le nostre imprese. In questi incontri sono venute fuori tante idee molto carine, di cui poi al limite ci racconterà il dottor Montigi. Io, giusto per aprire, nel senso che presento, per chi non lo conoscesse, il sindaco di Perfugas Giovanni Filizio, che è il presidente del distretto, il padrone di casa dell'Unione dei Comuni Cristian Budroni, sindaco di Codrongianos, e poi stasera qua con noi c'è anche Gianfranco Sata, l'onorevole Sata, che è l'assessore regionale all'agricoltura, che abbiamo voluto invitare perché è un esponente, diciamo, di primo piano di questo territorio, che questo percorso l'ha inaugurato da presidente del GAL, mi piace questo ricordarlo, e che oggi da assessore all'agricoltura vede, diciamo, il compimento. Non è che stiamo proprio finendo, ci sarà ancora qualche decina di giorni, 15 giorni credo, per mettere nero su bianco le cose che sono venute fuori nei precedenti incontri, di cui non parlerò perché sennò il dottor Montini, che ci ha accompagnato in questo percorso, mi accusa che spoilerò sempre tutto e poi gli tolgo gli argomenti, quindi anch'io la faccio finita e do la parola al presidente. Prima però volevo ricordare una cosa, perché mi è stata chiesta, anche tu Presidente me l'hai ricordato l'altro giorno. È saltato un incontro causa maltempo a Osilo che era stato dedicato alle associazioni culturali e al turismo, che abbiamo deciso di mettere in coda quando avremo poi iniziato a scrivere, diciamo, quello che è il piano di distretto. Prima di farlo approvare lo revisioniamo per quanto riguarda l'asse turismo e cultura, che è un asse importante che va a rafforzare l'identità di questo territorio, perché ricordiamoci che noi come distretto promuoviamo il territorio e i suoi prodotti insieme in chiave identitaria, quindi la parte con le associazioni culturali è fondamentale. Però con loro andiamo a verificare, diciamo così, ciò che di fatto è venuto fuori invece dalla parte imprenditoriale e produttiva, quindi non ci siamo dimenticati degli amici che si occupano di cultura e di turismo. Grazie Simone, buonasera a tutti, grazie di essere qua a questo incontro che è il quinto, che doveva essere l'ultimo degli incontri propedeutici al piano di distretto. Prima di approvare il piano di distretto doveva essere un po' il riepilogo con gli amministratori, probabilmente abbiamo sbagliato la data, poi abbiamo confidato il lunedì per gli amministratori, il giorno sono più liberi, invece abbiamo preso forse un periodo di incontri, riunioni. Comunque ringrazio prima di tutto l'assessore Sata, che è sempre presente qua, come diceva il direttore, che lui è stato uno dei promotori. Assieme abbiamo dal 2021 proprio iniziato il percorso per la costituzione del distretto rurale. Lui allora era presidente del GAL, quindi è stato uno dei promotori, e poi fortunatamente adesso siamo dall'altra parte, ci aiuterà, sono sicuro, in questo percorso. Ringrazio il collega Cristian Budroni, che è presidente dell'Unione delle Coros. Riporto i saluti del presidente dell'Unione dei Comuni dell'Anglona, Giovanni Ligios, che è in gita con gli anziani in Liguria, quindi l'ho sentito stamattina perché anche lui doveva essere presente. E poi ringrazio Carlo Soggiu, che è comunque il padrone di casa, che ci ospita qua. Ringrazio gli altri colleghi del Consiglio Direttivo del Distretto, il vicepresidente Gianmario Ninniri, Antonello Deleda, che è sempre presente agli incontri, i tecnici di Laore, Sergio Busonera, che è sempre presente, gli altri amministratori del territorio, il sindaco di Cargeghe e l'assessore al comune di Erula, e Francesco Fiori, amministratore del comune di Usini, che ci ha ospitato venerdì scorso all'incontro della filiera vitivinicola, e Enrico Rubino, sindaco di Florinas.
dicevo, questi incontri sono stati fatti qua ultimamente nel territorio. Abbiamo un po' sentito le aziende con l'assistenza del dottor Montigi, che ringrazio, che è il tecnico incaricato di redigere il piano di distretto. Dicevo, distretto che, per chi non lo sapesse, è stato costituito l'anno scorso, a marzo del 23, nella forma della fondazione partecipazione fra pubblico e privato, dove sono presenti i 23 comuni delle due unioni, alcuni comuni che aderiscono al distretto che non fanno anche parte del GAL, poi del distretto fa parte il GAL, la Camera di Commercio, il comune Castelsardo, oltre 300 soci privati che hanno aderito. Adesso abbiamo riaperto le descrizioni, chiunque può aderire al distretto. Questo, dottor Montigia proietta questa slide che fa la differenza fra quelli che sono i comuni del GAL e del distretto, che coincidono per la maggior parte. Dicevo, da questi incontri poi abbiamo un po' sentito le aziende delle varie filiere che avevamo individuato, filiere complete e mature. Io per posso aver percepito personalmente che forse non era ben chiaro nelle aziende quello che è l'obiettivo del distretto, perché poi spesso sono venute fuori magari che ha l'aspettativa che il distretto possa aiutare a acquistare macchinari, altri che a fare manutenzione delle strade. Forse un po' di questi incontri sono serviti anche a chiarire, sono stati anche partecipati anche interventi molto sentiti, però ripeto, forse non era un po' chiaro. Spero di aver chiarito dottor Montigi quelli che sono gli obiettivi del distretto, che poi alla fine sono quelli di fare rete, di assistere le aziende, supportarle per lo sviluppo poi del territorio. Chiaramente poi ci troviamo in realtà, come soprattutto che sono la filiera, l'incontro di Ittiri ad esempio è stato anche partecipato, poi però composto magari per la maggior parte da hobbisti, e quindi meno aziende, che è un po' forse difficile un po' mettere assieme, perché poi è così gli altri settori, perché comunque sappiamo che le nostre aziende sono composte, sono aziende medio-piccole, composte spesso dal titolare, quindi poi anche, secondo me poi anche per la cultura nostra fare rete non è semplice, poi sarà compito nostro lavorare per questo, tentare di mettere assieme le aziende. Comunque, visto che poi non siamo tanti, non ci dovremmo dilungare, lascio comunque la parola a Vittor l'onorevole Satta a farvi un saluto. Grazie. Grazie al Presidente, a Giovanni, agli amici sindaci, a tutti coloro che hanno nel tempo collaborato in questo percorso, che è stato certamente faticoso, che io conosco perché l'ho vissuto insomma da principio. Un territorio e una classe di amministratori che ormai da tempo collabora assieme, a partire dal gruppo di azione locale. Sul distretto abbiamo fatto un lavoro veramente, diciamo, che va al di là, diciamo, di quelle che potevano essere le più rosee previsioni, perché siamo riusciti a coinvolgere un territorio più vasto rispetto a quello tradizionale che riguardava solo i comuni dell'interno. Siamo riusciti in qualche modo a coniugare, diciamo, anche quella che è la nostra vocazione del futuro, che è cercare di integrare quelle che sono le politiche dell'interno con le politiche della costa. I distretti rurali, come ha ricordato Giovanni, sono dei sistemi produttivi
quindi sistemi produttivi che vanno messi a sistema con la nostra vocazione tradizionale dei nostri territori, quindi partendo dalle nostre tradizioni, dalla nostra cultura. Inutile insomma sottolineare questo aspetto, credo molto nella politica che parte dal basso, nel coinvolgimento dei territori, dei sistemi economici, credo che sia certamente faticoso ma alla fine produce risultati nel coinvolgimento anche oggi a partire dalle amministrazioni locali, ma il lavoro che avete fatto in questi anni, quindi coinvolgendo quindi i nostri sistemi produttivi, credo che sia certamente l'aspetto vincente di questo territorio, che ha dimostrato nel tempo di saper progettare e cogliere quelle che sono le esigenze e le opportunità in qualche modo da calare quindi in questo territorio. Io personalmente sui distretti adesso abbiamo un'esigenza, che è quella di recuperare quelle risorse che servono per completare, diciamo, tutta la fase di animazione, che era l'obiettivo che ci siamo posti dei 300.000 euro, no? Ci hanno riconosciuto 263.150, quindi il prossimo emendamento che ho già preparato per questo distretto è raggiungere quei 300.000 euro che ci consentono, diciamo, di pianificare tutto il nostro lavoro di animazione, di piano, diciamo, di elaborazione del nostro piano di distretto. E questo è naturalmente il primo obiettivo che mi sono posto, quindi il primo emendamento che andrà in aula andrà, diciamo, a soddisfare questa vostra richiesta. L'altra questione che dobbiamo insieme è nel cercare di dare anche risposte alle nostre imprese. Perché partecipano al distretto? Perché dobbiamo trovare quindi in qualche modo anche un collegamento ai nostri bandi del CSR, cioè dare delle premialità alle nostre aziende che partecipano al distretto e che poi vanno in qualche modo a partecipare ai diversi bandi, quindi che verranno in qualche modo pubblicati da parte della Regione nell'ambito della prossima programmazione, quindi per tutto ciò che ruota intorno alla PAC. Quindi dobbiamo essere capaci, insomma, di trasferire questa opportunità del distretto anche legandola ad altre opportunità che possono in qualche modo venire, diciamo, direttamente dai bandi a valere sul CSR. Sulle altre questioni io quello che vi chiedo è questo: continuare quel lavoro che già state facendo, quindi mettere in relazione anche le variazioni del gruppo di azione locali, quindi del GAL, quindi stando attenti a non sovrapporre quindi azioni e misure per in qualche modo quindi cercare quindi sul distretto di tenere, diciamo, un'attenzione alle filiere produttive. Il GAL invece ha un'altra funzione, ma che in qualche modo si potrebbe comunque legare al lavoro che farete nel distretto, anche perché nella prossima programmazione l'impegno è quello di mettere più risorse a valere sulle aree rurali, quindi chi gestisce le risorse sulle aree rurali, i GAL e i distretti. Oggi la percentuale che viene diciamo destinata alle aree rurali, quindi ai GAL, è il 5%. L'obiettivo è quello di incrementare questa percentuale, perché sono convinto anche qua che le risorse quindi destinate direttamente ai territori sia certamente più efficace, e anche nella percezione diretta da parte di quel territorio, di quelle imprese sulla possibilità quindi di spendere queste risorse. Su altro, insomma,
penso che voi da questo punto di vista, insomma, potete in qualche modo essere da stimolo anche ad altri territori, per come vi ho visto quindi lavorare, quindi ne ho assolutamente contezza. Quindi su questo vi invito a continuare a cercare di coinvolgere il più possibile le nostre realtà, diciamo, imprenditoriali del territorio, quindi le amministrazioni locali, e i risultati quindi arriveranno. Quindi da questo punto di vista io naturalmente mi rendo disponibile anche per cercare in qualche modo di superare alcune difficoltà che abbiamo. Quindi innanzitutto per quanto riguarda la struttura abbiamo necessità di stabilizzare, diciamo, queste professionalità che noi nel tempo abbiamo in qualche modo creato in questo territorio, a partire dal GAL al distretto rurale. Dobbiamo cercare di mettere a sistema, evitando quindi di perdere le professionalità, perché è fondamentale per il proseguo, diciamo, dei nostri e la buona riuscita soprattutto dei nostri progetti. Quindi vi ringrazio. Grazie all'assessore Satta per la disponibilità, per quello che fa. Lascio la parola a Cristian Budruni per un breve saluto. Grazie, giusto un breve saluto, un ringraziamento doveroso all'assessore Satta per la presenza, che anche da assessore non si dimentica delle nostre piccole comunità. Un saluto a tutti. Giusto due brevi considerazioni. Il percorso del distretto rurale si unisce a un lavoro che già le unioni dei comuni del Coros e dell'Angrone Bassavalle stanno facendo insieme su tanti temi, a partire penso dalla programmazione territoriale, ai GAL, al distretto rurale e anche al Plus, perché i nostri comuni per maggioranza rientrano anche nell'area del Plus. Quindi uniamo non soltanto quello che sono i servizi degli enti, ma anche alle imprese, alla cultura e a tutto quel mondo che gravita intorno a noi. Il secondo motivo è quello per cui ho deciso di partecipare, perché questo possiamo definirlo un percorso partecipativo. Come diceva l'assessore, ai percorsi partecipativi o ci si crede o non ci si crede. Io ci credo e secondo me sono l'unica soluzione che abbiamo per attuare politiche efficaci. Perché? Perché ci danno la possibilità di capire che cosa il territorio ha necessità, quali sono veramente le cose che servono alle persone. Oggi come distretto rurale ragioniamo di cosa serve alle imprese, con la programmazione ragioniamo di cosa serve ai comuni, con i Plus ragioniamo di cosa serve alle persone. Quindi è uno strumento efficace che orienta anche l'attività dei comuni. Per questo è importante partecipare, è importante delle volte non solo parlare come amministratori, ma soprattutto fermarsi e ascoltare, per poi offrire soluzioni a quelli che sono i problemi delle nostre comunità. Grazie. Grazie a Cristian. Io magari c'è il direttore del GAL che magari può fare, no, se vuoi fare da coordinatore dell'incontro. Io poi non è che come sapete noi ci affidiamo, non abbiamo una struttura in questo momento del settore rurale, quindi abbiamo una stipulata convenzione col GAL per supportarci tutte le fasi di avviamento del distretto e poi speriamo di dotarci di una struttura nostra poi in futuro. Chiaramente poi la collaborazione col GAL continuerà sempre, quindi lascio la parola al dottor Campus, che è il direttore del GAL. Grazie Presidente. No, ne approfitto, in realtà questa è una scheda che illustrerà poi più avanti il dottor Montici, però per farvi vedere che questi comuni celesti, che sono comuni che attualmente non appartengono al GAL, però l'assessorato ci ha scritto proprio pochi giorni fa, io sto scrivendo proprio una relazione da mettere all'attenzione dell'assessore e della dirigente che si occupa di questo, perché questi comuni hanno già deliberato o stanno deliberando di aderire al GAL, per cui siccome c'è già una storia, in quanto quest'area sta praticamente coincide con due ambiti, con due sistemi del lavoro,
con 2 SIL, sono un unico distretto, praticamente il plus coincide quasi interamente con questo progetto. Già le 2 unioni dei comuni aderiscono al GAL e fanno la programmazione territoriale insieme. Tutti questi elementi che la dottoressa Serra, che vi presento, che collabora con noi da qualche mese, sta assemblando, e predisporremo appunto una relazione in modo tale che possiamo, credo entro fine anno, provvedere all'ingresso dei nuovi soci nel GAL, e quindi ci sarà una corrispondenza quasi perfetta tra GAL e distretto, se eccezione fatta per Castelsardo, che non appartiene all'area GAL e non può appartenere in quanto è un'altra unione dei comuni, e quindi tra i paletti che sono stati fissati c'è questa cosa qua. Già che ci siamo, ne approfitto, ma l'assessore è già a conoscenza, per ricordarti che c'è un problema che potrebbe diventare di difficile soluzione, una questione tecnica, perché c'è la fideiussione che va attivata per questi denari, quindi so che la dirigente ci sta lavorando, però rischiamo che, siccome i distretti, a differenza del GAL, che ha una storia e quindi è bancabile, noi abbiamo un po' sentito qua e là sia la banca che le assicurazioni per avere delle fideiussioni, e noi non siamo i soli ad avere questo tipo di difficoltà. Detto questo, darei la parola al dottor Montigi. Noi ci siamo concentrati sul mandato del Consiglio di amministrazione su 4 filiere, che sono l'olio, il vino, il latte, in particolare la filiera del latte ovino, ma anche il latte bovino. Non dimentichiamoci che per esempio a Perfugas c'è tutta un prodotto importante che è quello della peretta, e poi abbiamo introdotto anche un ragionamento sulla filiera del grano. E da questi incontri sono arrivati dei risultati che adesso un po' vi andremo a illustrare. Grazie. Ringrazio tutti. Io devo dire che ero partito con un'idea, mentre sentivo un'idea, però sentendo gli interventi credo che sia giusto lasciar stare quello che avevo in mente di dirvi e cambiare, come dire, programma, perché mi sembra che probabilmente siamo davanti a un pubblico che può fare un passo avanti rispetto al ragionamento del distretto. Mi sembra che da quello che è stato detto tutti voi conoscete il distretto, sapete cos'è. Ovviamente l'assessore, essendo stato anche, come dire, il fautore di questa idea, lo conosce benissimo, quindi andrei oltre e vi vorrei restituire quello che è emerso negli incontri con gli operatori. E la cosa che penso sia la più interessante che è venuta fuori è che, come dice spesso il direttore campus, non siamo all'anno zero. Cioè noi abbiamo delle filiere che hanno imparato a stare sul mercato. E quindi quando noi abbiamo incontrato tutte le filiere, ci hanno fondamentalmente lanciato questo messaggio: guardate che in questo momento l'emergenza, e lo dico per tutte le 4 filiere che sono state individuate, l'emergenza non sta tanto nella vendita. Abbiamo trovato dei modi per vendere. Il rischio, che è ancora nascosto perché ci sono dei meccanismi di resilienza legati al lobbismo, per esempio, è che fra pochi anni quello che ci mancherà sarà la materia prima, perché siamo vicini a una grande crisi di produzione delle materie prime. Questa mi sembra la cosa più interessante che è venuta fuori, e devo dire da tutte le filiere, anche quelle più insospettabili, perché per esempio quando io ho letto le carte, sapete, io sono arrivato in corsa, diciamo, e quindi ho acquisito tutto il lavoro precedente dalle carte. La filiera dell'olio. La filiera dell'olio da quel punto di vista è stata abbastanza una sorpresa. Cioè noi abbiamo scoperto che
esiste soprattutto in molte aree dove c'è la coltivazione a terrazzamento, lobbismo di fatto, ormai solo quello, cioè ci sono i vecchi proprietari andati in pensione che continuano a produrre perché gli spiace lasciare perdere il proprio fondo, ma loro stessi si rendono conto che purtroppo l'età avanza, anche loro si stancheranno e non c'è nessuno che voglia prendere questa eredità. Allora, in maniera meno forte magari nella filiera del latte, dove effettivamente questo problema si sente ma un po' meno. Ma ce l'abbiamo, qui abbiamo uno dei fautori del tema, la filiera del grano. La filiera del grano fa una grandissima fatica ad avere materia prima, col paradosso che una volta che c'è la materia prima, la trasformazione e vendita è senza, al momento senza grossi problemi. Abbiamo la filiera del vitivinicolo che forse ha un problemino in più, anche se quando ci siamo incontrati è emersa un po' questo desiderio di trovare soluzioni per l'immediato. Io ricordo quella famosa frase che si dice: se insegni a qualcuno, se gli dai un pesce lo sfami per un giorno, se gli insegni a pescare l'hai sfamato tutta la vita. Poi giustamente qualcuno diceva: ma se non gli dai il pesce, quello lì muore e non fa in tempo a imparare a pescare. Quindi anche l'annuncio che lo stare nel distretto potrebbe essere premiato anche sulla parte, diciamo, dell'emergenza, cioè i bandi regionali che finanziano le esigenze più immediate delle aziende. Però questo è un grande aiuto per il distretto, perché questo è un altro messaggio che è arrivato. Buonasera. Noi abbiamo sì interesse a risolvere questi problemi di medio periodo, ma abbiamo anche problemi immediati, e come facciamo a ragionare sul medio periodo se nell'immediato non riesco a risolvere il problema? Quella chiave che oggi ci ha presentato l'assessore mi sembra una chiave fondamentale per poter dialogare col territorio, perché a questo punto noi possiamo dire: attenzione, non è che il bando regionale vive di vita propria e che voi siate nel distretto meno indifferente. È qualcosa che dialoga col distretto, è qualcosa che vi aiuta nelle cose più aziendali immediate, ma vi aiuta a risolvere il problema che secondo me è quello che il distretto dovrà affrontare. Poi chiaramente lo dovremo mettere nero su bianco nel piano di distretto, ma la questione fondamentale sarà fare azioni per il mantenimento della produzione della materia prima, perché se non si interviene urgentemente, fra qualche anno questo problema potrebbe far scomparire intere filiere. Parlando per esempio con i frantoi, noi abbiamo fatto una riunione in un frantoio che ha dovuto chiudere. Perché ha dovuto chiudere? Perché la quantità di prodotto olive si è ridotta. E perché arrivederci. Allora lì ci rendiamo conto che incomincia a succedere quella cosa che è pericolosa, cioè tutta la produzione sui terrazzamenti è una produzione che adesso è diventata poco attrattiva per i giovani. Ora noi non possiamo né illuderci di vivere 100 anni fa, 50 anni fa. Cioè oggi un giovane a cui gli si propone di vivere la sua vita, come dicevano, prigioniero del proprio lavoro, è un giovane che ti abbandona, fa altro. Allora noi dobbiamo immaginarci nuovi modi di produrre, dobbiamo creare per esempio un'idea che è venuta fuori proprio con la filiera del latte. Ci sono figure che in azienda non fanno l'unità annuale, cioè non ho abbastanza lavoro per fare un'assunzione, ma se io mi metto d'accordo con tutti i miei colleghi
probabilmente c'è lavoro per 5, 6, 7 persone. Allora, quella che abbiamo chiamato il consorzio della manodopera, cioè il fatto che l'assunzione avviene da un soggetto collettivo che poi usufruisce del lavoratore quota parte, è qualcosa che gli stessi produttori dicono: se ci aiutate in questa direzione è una grande conquista, perché è un problema concreto. Da un lato ci rendiamo conto che se io dico a un lavoratore ti faccio lavorare 3 mesi, poi quello dopo un po' sceglie altro, ma se io gli posso garantire un'assunzione a tempo indeterminato per anni, allora divento attrattivo. Allora trovare queste soluzioni è perché sono in capo al distretto. È chiaro che l'assunzione non la fa il distretto, ma è vero che tutti ci hanno detto la stessa cosa: non sappiamo come fare. Cioè abbiamo bisogno di formazione, abbiamo bisogno di soggetti che studiano queste filiere anche a livello scientifico per trovare soluzioni innovative, anche di tipo tecnologico. Qualcuno ha incominciato a dire: ma possibile che abbia ancora bisogno di tutti questi lavoratori con tutta la tecnologia che esiste? Possibile che non esista un modo per ridurre l'esigenza di manodopera? Io sono abituato così, ma magari con l'aiuto dei centri di ricerca possiamo introdurre elementi di innovazione tecnologica che mi aiutano. Allora incominciamo a vedere anche una strategia. Il consorzio delle assunzioni, l'innovazione tecnologica, l'assistenza tecnica. Queste sono le cose di medio periodo che, devo dire, in maniera differente ma non distante come logica, riguarda tutte e 4 le filiere. Dal punto di vista poi della promozione e commercializzazione, lì io vedo soprattutto il vitivinicolo con un atteggiamento un po' strano, perché da un lato dichiarano senza problemi che producono, ma a un certo punto, siccome imbottigliare, etichettare è di complicato, vendo alla cooperativa, no, ma peggio ancora, vendo alla concorrenza, perché vendono, come si chiama? A Santa Maria La Palmas, la quale conferiscono le uve senza neanche porsi il problema che, come ho fatto la battuta io avevo parlato con un produttore di vino in Lombardia, mi aveva detto, io gli avevo chiesto: come fai a vendere questa bottiglia a 25 euro? E lui mi aveva detto: perché per metà l'ho riempita di vino e per l'altra metà l'ho riempita di sogni. Arrivo a 25 euro non con il vino, perché magari 10 euro bastavano. Gli ultimi 15 euro sono i sogni che gli ho raccontato attraverso la mia bottiglia. Ecco, loro stessi, devo dire, nella discussione, che è stata bella accesa, però poi qualcuno ha incominciato a dire: sì, in effetti, vendendo l'uva a Santa Maria La Palmas sto regalando quei sogni che sono un bel pezzo del mio reddito, lo sto regalando alla concorrenza. Ecco, questo meccanismo ha bisogno anche qui di formazione, perché non è sufficiente dire noi vendiamo tutto, perché questo effettivamente tutti l'hanno detto, non c'è un problema di invenduto. Però se io vendo usando filiere che non riconoscono la qualità che ho prodotto, o che peggio ancora, questa qualità se ne appropria un altro territorio, sto facendo un'operazione che è un po', come dire, non ottimale. Stessa cosa anche se una filiera che magari non è presente nelle 4, ma proprio perché è ancora un po' un passo indietro. Abbiamo discusso sulla filiera delle carni, e anche la filiera delle carni ha la difficoltà, come è stato detto, di chiudere il cerchio, cioè di fare un percorso che arriva fino alla vendita con una certificazione dell'origine, quando poi, parlando con gli allevatori che fanno produzione di carne, ho detto: ma qual è il vostro problema?
E loro mi hanno detto così, anche in maniera, se vogliamo, disarmante: sono anni che ci incontriamo, parliamo, ma non riusciamo a metterci insieme. Aiutateci. Ecco, quell'aiutateci io credo che sia una scheda del distretto. Quell'aiutateci vuol dire avere un'assistenza tecnica che spieghi passo a passo alla filiera della carne come ci si mette insieme, perché evidentemente tutti individualmente capiscono che c'è questa esigenza, ma poi quando si incontrano, come si dice, 100 goncas e 100 berritos dalle mie parti, e non si riesce a chiudere il cerchio. Ecco, questo penso che siano le cose importanti che sono emerse. Sulla filiera del turismo, l'ultimo pezzo, non abbiamo potuto fare un confronto, però io credo che proprio per quella non sovrapposizione dei ruoli c'è già il GAL che fa tanto sul turismo. Io la filiera del turismo, poi ovviamente ne parleremo con la struttura amministrativa, con la struttura dirigente del distretto, però io credo che il turismo sul distretto debba mettersi un po' nell'ottica di servizio. Cioè noi sappiamo che alcune aziende non possono funzionare se vivono solo di prodotto. Prima fra tutte la filiera dell'olio. Tutta l'area dei terrazzamenti, se vive di vendita di olive o di trasformazione delle olive in olio, non regge. E questo tant'è vero che la soluzione prima che gli è venuta in mente è: fateci avere dei contributi. Ora, io sono personalmente abbastanza contrario a questa logica, perché poi sappiamo bene che i contributi li ricevi una volta, 2 volte e poi i soldi finiscono. Allora non può essere quella la soluzione. Nel discorso della formazione, nel discorso della gestione, della invenzione di nuovi modelli produttivi, probabilmente quella filiera ha bisogno di molta più multifunzionalità di quella che adesso è in grado di esprimere. Cioè nessuno dei presenti, per esempio, era attrezzato per fare visite in azienda. Nessuno aveva accordi per fare venire qualche turista a conoscere come si produce l'olio in questa realtà. Allora probabilmente lì il turismo diventa, insieme a tutti gli altri prodotti, qualcosa che porta in casa delle aziende il cliente. E quindi è una sorta di specializzazione che si chiede nei confronti del distretto nella costruzione di quel turismo, che parola che io ormai non vorrei più usare perché alla 1000ª volta le parole perdono di senso, però adesso si usa molto. Turismo esperienziale, che poi insomma niente di strano, vuol dire semplicemente che io, anziché andare in spiaggia a prendere il sole, incomincio a scoprire cosa c'è nel territorio. Questa cosa è complicata, chiunque si illuda di portare i turisti del mare in azienda fa un'operazione assolutamente illusoria, perché purtroppo non è un gregge di pecore che posso orientare dove voglio io. Significa andare a cercare nuovi turisti interessati a questo tipo di offerta, col problema ulteriore che la Sardegna vive da questo punto di vista una minore reputazione, è molto più forte sul mare, ma su queste cose ha più difficoltà, quindi va costruita anche una reputazione su questo. Però immaginiamoci questa filiera del turismo, se riusciamo a orientarla verso queste aziende, creiamo una integrazione di reddito che è vincente. Come ho detto, io da anni lavoro in Lombardia, lì ci sono le zone alpine, cioè le aziende che sopra gli 800 metri non vivono di produzione da anni, perché se dovessero vivere di produzione dovrebbero tornare alla vita che facevano i loro nonni, ed è impensabile. Cosa fanno? Integrano la produzione, che rimane una cosa spesso anche marginale, con tutto ciò che è la multifunzionalità.
fattorie didattiche, agriturismo e tutto quello che ci vogliamo mettere dentro. Ecco, probabilmente il distretto su queste filiere deve intervenire anche in questo modo. Mi fermo perché insomma, ci hanno detto milioni di cose in questi incontri, però penso che queste siano le cose più interessanti. Grazie. Non so se ci sono interventi o insomma, o se vogliamo prendere atto di quello che è stato detto. Prego, signor Sindaco. A favore di telecamera e utilizzando il microfono, così poi registriamo l'intervento. A favore di telecamera, che è quella? Allora, intanto lì? No. Allora, intanto buonasera a tutti, rinnovo i saluti e i ringraziamenti che sono stati fatti da chi mi ha preceduto, quindi ringrazio in particolar modo l'onorevole Satta per la sua partecipazione, il presidente dell'Unione dei Comuni del Coros, Cristian Budroni, il presidente del distretto, sindaco di Perifugas, Giovanni Filiziu. Ringrazio tutti, insomma. Io volevo prendere atto della criticità mossa dal dottor Montigi sul fatto dell'obiettivo da parte del distretto rurale di conservare e di mantenere le risorse primarie. Io porto l'esempio del nostro paese, Cargeghe. Cargeghe è un paese circondato da colli con un'alta densità di oliveti che purtroppo non sono impiegati neppure a livello hobbistico, sono proprio abbandonati, incolti. Ora, da anni abbiamo avuto modo di parlare con i proprietari dei fondi degli oliveti perché non si ritorna alla coltivazione dell'olivo. Stiamo parlando anche di appezzamenti importanti. E la ragione fondamentale è che pretendere che i nostri giovani oggi facciano il lavoro dei nostri nonni è impossibile, come diceva il dottor Montici. Incatenarli al lavoro è impossibile. Il punto fondamentale è che non abbiamo infrastrutture moderne, nel senso che i nostri avi andavano in quegli olivetti che sono nelle alture con l'asino o a piedi, ma avevano tutto il tempo per dedicarci, no? I nostri giovani no, pretendono ovviamente che ci si arrivi al potere in macchina con i mezzi, giustamente. Noi abbiamo tutta una serie di colli e di oliveti abbandonati perché interdetti alla veicolazione stradale, quindi non abbiamo collegamenti dall'abitato a questi colli mediante infrastrutture. Si è pensato, e tant'è che molti colleghi lo hanno vissuto in prima persona, a infrastrutturare questi siti con mezzi leggeri che sono di uso in Liguria, nei terrazzamenti delle Cinque Terre, dove si sono usati da anni le monorotaie. Tant'è che questa proposta progettuale è stata ricompresa nel bando Green Community, dove non siamo stati ammessi, però l'idea era innovativa, perché con il sistema delle monorotaie non impattanti, quindi amovibili, si permetteva al proprietario dell'oliveto di recarsi al proprio fondo, dall'abitato al fondo, ma non solo recandosi personalmente, ma anche trasportando le merci, perché una cosa critica è che poi chi lavora un oliveto, chi lo cura, una volta raccolti i frutti li deve poi portare a casa, e oggi questo non è possibile. Quindi io tutto questo per dire, rientrerebbe nel piano di distretto, nel piano programmatico di sviluppo anche quella parte infrastrutturale che comunque potrebbe essere finalizzata a mantenere la risorsa, o in questo caso legata all'olivo, quindi alla conservazione degli oliveti.
Benissimo, ecco, diciamo che questo ovviamente il distretto, per come lo abbiamo raccontato, è soprattutto orientato a dare risposte alle aziende. Però io penso che la dimensione territoriale debba essere sempre quantomeno raccontata e prevista. Questo perché magari non è il distretto il soggetto, come dire, che si può candidare, ma sicuramente il distretto è quello che può individuare l'esigenza e magari fare anche, soprattutto perché c'è una struttura condivisa che è quella del GAL, che ha una certa conoscenza e esperienza, può andare a cercare qual è la linea giusta, avere consapevolezza di questa esigenza. Dico anche, è uscito questo problema anche per i sentieri che portano ai terreni interni, che spesso sono sentieri che hanno bisogno di manutenzione, e anche lì c'è la difficoltà a raggiungere i fondi. Quindi secondo me avere uno sguardo territoriale, anche se poi la scatola distretto magari non è quella giusta, ma non importa, perché poi c'è una struttura che può prendere questa esigenza e magari trovare la linea che è più adatta, ma forse il direttore su questo ci può... A parte che il distretto non esercita la rappresentanza politica la esercitano i sindaci, pertanto laddove c'è la decisione di fare un investimento non è certamente il distretto che può dire di sì o di no. Ok, si tratta di capire cosa si può fare con lo strumento distretto e cosa si può fare con altri strumenti. Adesso scendo fuori dal caso specifico perché lo conosco, perché forse era stato previsto anche nel PST questa, la cosa della monorotaia, perché ogni tanto ritorna nei tuoi ragionamenti, però vorrei provare a uscire fuori dal meccanismo. Tutto quello che ci aiuta a progettare in maniera strategica il territorio, che si chiami distretto, che si chiami GAL, ha detto bene l'assessore, facciamo più o meno le stesse cose ma cerchiamo di non pestarci i piedi, no? Io semplifico un pochettino, però tutto ci aiuta a sviluppare pensiero, ok? E lì per esempio alcuni comuni, parlo del PST adesso così sposto l'asse dal distretto, hanno previsto di fare degli interventi sul sociosanitario. Il CRP gli ha detto: e prima fai il bando però per vedere se c'è un'impresa che è interessata. Hanno fatto il bando, non si è presentata nessuna impresa, quell'intervento non è stato fatto. Ok, rimane il problema: come rivaluto quella determinata struttura per farci qualche cosa? Anche qua si può fare la monorotaia? No, quello strumento che hai identificato tu prima ha detto di no. Rimane il problema: come porto la gente a lavorare le piante di ulivo in un'area che non è? E quindi è un po' l'uovo di Colombo, no? È nato prima l'uovo o la gallina? Allora, lo faccio quell'intervento perché forse qualcuno andrà a lavorare in campagna, poi lo faccio però nessuno ci va, o lo faccio perché qualcuno comunque ci va e me l'ha chiesto per venirgli incontro. E questa è la programmazione dal basso, che è quella programmazione, non mi ricordo chi l'ha detta, il sindaco di Codronciano ha detto: a me piace molto questo tipo di programmazione perché è lo strumento migliore per trovare le soluzioni. Una occasione del genere serve a buttare giù le idee, poi vanno portate a sistema, come ha detto l'assessore, vanno portate a fattore comune, quindi tutte queste idee vengono raccolte. Una delle cose che per esempio è venuta fuori, ma lo dico non per parlare troppo, ma per raccontarvi anche cosa è stato detto negli altri tavoli. A Ittiri si parlava di olivicoltura, del problema di andare a lavorare nei terrazzamenti. Una cosa che vorrebbe fare il comune di Ittiri, ma che possono fare in tanti, è la certificazione del paesaggio. Perché se tu certifichi il paesaggio rurale sulla base di come l'uomo l'ha modificato, il Ministero ti ha dato una patente che puoi usare in chiave anche turistica, ben inteso. Ma una volta che tu hai la certificazione di quel paesaggio, tu quel paesaggio lo devi mantenere. Allora hai anche più strumenti per andare all'assessore SAT e dirgli: mi dai 2 lire in più per la manutenzione della viabilità rurale.
Però anche lì è secoli che si parla di viabilità rurale, è un problema che non si risolverà mai, perché sappiamo che quelle strade alla prima pioggia vanno rifatte cioè non finisce mai questo discorso, e quindi anche lì va fatto un piano di gerarchia, perché le risorse sono quelle, quale via vado, quale strada vado a ristrutturare. È chiaro che se c'ho un agriturismo dove ci vanno centinaia o migliaia di persone all'anno, e quella dovrà avere per forza la priorità rispetto magari a una tanca dove ci va un hobbista 3 volte all'anno. Non che non abbia diritto a quello, non sto dicendo, però devi fare sempre i conti con le risorse. Quindi ragionare in ottica strategica ci aiuta a fare questo. L'altra cosa che è venuto fuori è il concetto di valore. È il concetto di valore. A Usini ce l'hanno un po' su con gli algheresi, perché il cagnulare, la DOC, è alghero. Per cui quelli che conferiscono alla cantina sociale sono cagnulari DOC, quegli altri no. Ok? E quindi c'è un problema, che perché a un certo punto uno vende l'uva o vende il vino che magari va ancora finalizzato fino un pochettino, o vende il vino sfuso? Perché una volta che lo imbottiglia non riesce a attribuirgli quel valore di mercato che gli consentirebbe di avere un guadagno, per cui rinuncia a fare l'etichetta, rinuncia a fare tutto il processo, rinuncia a imbottigliarlo e preferisce venderlo a 3 euro piuttosto che non tentare a venderlo a 10, perché non ce la fa a venderlo a quel prezzo. E il concetto dell'olio era quell'esempio che si diceva: alle 5 Terre un litro d'olio a 40-50 euro. Allora forse conviene andare anche a lavorarli i terrazzamenti. Ma sto vendendo quella bottiglia di vino dell'amico del dottor Montigi, che era un po' prodotto e un po' sogno. Lì tu stai vendendo l'olio e stai vendendo le 5 Terre, che è un parco nazionale. Noi ci vogliamo tutti molto bene e ci sopravvalutiamo molto. Però se noi domani andiamo a dire questo è il vino dell'Anglona o l'olio del Coros, nel mio quartiere a Sassari ti direbbero che ti conosci, cioè che sì, no? Non sto dicendo che il Coros non è bello, non abbia i suoi valori, sto dicendo che ti devi far conoscere. Se dico Carignano del Sulcis, l'altro giorno il Carignano ha preso il premio, non so se tu ci sei andato, forse al Vinitare, comunque ha preso uno dei premi più importanti, comincia a farsi conoscere. Se noi diciamo Vermentino, di Gallura. Ok, quindi dobbiamo iniziare a valorizzare il nostro territorio affinché il territorio attribuisca un valore ai nostri prodotti e i nostri prodotti siano caratterizzati e caratterizzanti del territorio stesso. No, ma io infatti ho preso spunto dal tuo pensiero perché non ti volevo dire di nomi. E allora Sì. Sì, io sono stato più diplomatico, ho cercato di dire l'esigenza la possiamo raccontare nel piano di distretto, ovviamente non diventerà una scheda, questo concretamente, nel senso che quella scheda lì, se deve trovare soddisfazione, a parte la soluzione tecnica, che secondo me non bisogna mai innamorarsi della soluzione tecnica ma dell'obiettivo, perché a volte poi ci si incarta perché si vuole raggiungere quell'obiettivo in quel modo specifico, poi magari ci sono altri metodi, però al di là di questo io volevo semplicemente mettere in evidenza che l'esigenza di raggiungere i fondi è qualcosa che noi nel piano racconteremo, non diventerà un'azione del distretto ovviamente, ma è una cosa che poi, come diceva il direttore, aiuta a ragionare in un'ottica territoriale. Prima si è fatto l'elenco dei tavoli che questo territorio ha per giocare, come dire, sulle sue carte, quindi avere consapevolezza di questa problematica è utile, senza innamorarsi magari appunto della soluzione, perché perché con Antonio abbiamo una certa confidenza e con questo vi rappresento anche la difficoltà di quello che può essere il nostro lavoro, e chiedo scusa perché non è assolutamente una mancanza di rispetto.
Però l'osservazione dei fatti ci porta a questo. Spesso i sindaci ragionano in un modo e le imprese ragionano in tutt'altra maniera. Sindaci, amministratori, politici, ok. Poi c'è anche l'amministratore o il sindaco, il politico che fa impresa e quindi magari sa come ragionano le imprese. Però lo vediamo anche oggi, no? Abbiamo una platea molto di amministratori, magari è poco di imprese, perché oggi era un incontro dedicato principalmente agli amministratori. Abbiamo visto pochi amministratori venire a sentire quello che avevano bisogno le imprese. Per esempio col GAL ci siamo anche inventati la cena istituzionale quando abbiamo fatto l'azione di sistema sul turismo, perché volevamo che amministratori, imprenditori locali e i buyer che erano venuti di tour operator si conoscesse anche in una maniera informale. Questo è molto importante. Per cui voglio fare la monorotaia, adesso scusa se ti uso per esempio, ma questa monorotaia è un'idea che abbiamo avuto noi o un'idea che abbiamo coinvolto le imprese o qualche stakeholder o qualche operatore del posto che ce l'ha suggerita? Perché se ce l'abbiamo la persona che ha bisogno, allora vale la pena. Perché la regione insiste molto, la Ora insiste molto per fare incontri pubblici? Perché comunque è importante registrare il fabbisogno della parte imprenditoriale. Se noi questa cosa la vediamo come obbligo, la facciamo, viene Sergio, ci mette il timbro sul verbale e la questione l'abbiamo risolta. Se la facciamo che invece, visto che ci siamo, lo sfruttiamo l'opportunità per ascoltarci in maniera attiva, cioè facendoci domande reciprocamente e mostrando reale interesse a quello che l'altro dice, allora è un'opportunità vera, ok? Ora io sono sicuro che sì. No, ma io non intendevo dire questo, lontano da me. Certo. Portando questa testimonianza di una conclusione alla quale si è arrivata dopo anni di lavoro e di confronto anche con i detentori proprietari di quei siti. Abbiamo una strada romana che vincola praticamente la possibilità di realizzare altre infrastrutture. Ma ad ogni modo non voglio dilungarmi, non voglio neanche tediare. No, vabbè. Se no poi diventa l'incontro sulla monorotaia diventa. Allora, altri? Sì. Buonasera a tutte e a tutti. Anch'io mi associo con i saluti tutti presenti. Non vi cito, altrimenti sarebbe troppo lungo. Allora, io volevo fare una breve sintesi di quello che è stato il percorso del distretto. Praticamente il battesimo è stato proprio in questa sala il 10 settembre 2021. Eravamo in pieno Covid e quindi le sedi disposte a quella parte, distanziamento, e da lì è partito. È partito per poi, diciamo così, fare un lungo percorso che ha visto coinvolti tanti attori. Per questo volevo fare una breve premessa. Allora, in tutti questi incontri che sono stati predisposti per il piano di animazione erano presenti puntualmente, oltre alla struttura del GAL che ci ha dato un grande supporto, il presidente all'epoca del GAL, Gianfranco Satta, che è stato anche l'ideatore, perché lui come consigliere regionale sapeva della nascita dei distretti ed è stato lui il propositore, altrimenti noi veramente non sapevamo neanche di cosa si trattava. E questo ci ha agevolato perché siamo partiti per primi e siamo stati fra i primi 12 riconosciuti in Sardegna e abbiamo potuto in un certo qual modo beneficiare dei 263.000 euro, che sono una somma importante per poi strutturare tutte le fasi del distretto. Ci tengo anche a ringraziare tutta la struttura che ha collaborato, dall'agenzia Laore con Maria Grazia Manca, Maria Elisa Pinna, Sergio Busonera, che sono sempre stati presenti in tutti gli incontri. Un breve ringraziamento va fatto anche al dottor Antonello Soro che ci ha lasciato, che è stato per noi una figura importante perché oltre alla sua preparazione, alla sua disponibilità e al suo essere, diciamo così, amico di tutti, perché alla fine era diventato un amico, non era più quello che doveva gestire il piano di animazione, era un amico perché puntualmente magari c'era il problema che aveva la macchina in officina, mi chiamava, Gianmami, mi puoi accompagnare a Castelsardo?
si caricava tutta l'attrezzatura e si partiva, e poi finiva puntualmente tutte le volte con una cena conviviale con gli amici. Quindi diciamo, è stato un percorso lungo ma anche bello, faticoso, dove ci ha permesso anche di conoscere tante persone, tante aziende e farci anche un'idea di quelle che sono veramente le criticità e i punti di forza del territorio che stanno emergendo adesso col piano di distretto. Allora, ha fatto bene il dottor Montisci a citare quelle che sono le richieste e anche diciamo così, le aspettative delle aziende del territorio, perché molti hanno rimarcato il fatto, ad esempio, questo è nato nel settore lattiero-caseario, molti allevatori non sanno usare la PEC o non sanno usare la firma digitale, quindi hanno necessità di un corso di formazione dal punto di vista dell'alfabetizzazione. E cos'è stata la risposta? Proprio Sergio ha detto: guardate che noi da anni ci mettiamo a disposizione, li stiamo già facendo e quindi è possibile farlo anche con voi. Si fa un accordo di programma con il distretto, si preparano diciamo, con un calendario di date, di coso, e voi potete partecipare per avere un minimo di nozioni di alfabetizzazione. Quindi tante proposte, tante idee che praticamente possono, diciamo così, rendere questo piano di distretto veramente utile, perché ad esempio il fatto delle strade rurali è emerso in tutti i settori, è emerso nel settore del vino, dei produttori di vino che si devono recare in campagna e molte volte le strade non sono agevoli, il settore lattiero-caseario è stato rimarcato anche nel settore dell'olio, quindi diciamo queste sono cose che non competono al distretto, l'abbiamo precisato, che però oggi, che era un incontro istituzionale, doveva essere, diciamo così, fatto presente agli amministratori del territorio. Lo facciamo anche all'assessore all'agricoltura che conosce bene queste problematiche, di destinare maggiori risorse per questi interventi, perché veramente sembrava la priorità di tutto. Oltre a questo è emerso anche il fatto, che poi è stato citato, del ricambio generazionale, perché ormai i raccoglitori, i produttori d'olio è un popolo di hobbisti, nonostante ci siano grandi potenzialità dove si potrebbe veramente ricavare il reddito. Loro, chi abbiamo interrogato, chi si è proposto, ha detto: guardate, noi siamo rimasti un po' di anziani e praticamente fra 5-10 anni non ci sarà più nessuno, quindi l'abbandono del territorio, le criticità che potrebbero emergere per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, incendi e qua, perché se non c'è l'acqua del territorio poi genera anche questi fenomeni. Quindi loro dicevano: vediamo di trovare soluzioni in merito, magari consorziandoci con i frantoi e vedendo di acquistare quelle piccole particelle e fare un unico lotto grande che possa dare anche occupazione. Ma questo non basta, perché dovrebbero anche diversificare. Quello che abbiamo detto noi potrebbe essere la multifunzione, cioè destinare anche quello che è un patrimonio, come ha detto poc'anzi Simone, del paesaggio. Quindi sfruttare questa risorsa non solo come produzione d'olio, ma anche come risorsa per poter finanziare e potenziare il turismo. L'altro problema dei viticoltori di Usini, su questo mi volevo soffermare un attimino, perché allora, nel 2000 io ero assessore al GAL Logudoro. In quegli anni lì sono stati finanziati una serie di interventi con i fondi del Leader 2. Tutte quelle aziende sono ancora in piedi, ne posso citare qualcuna: Andarinos di Torre Piras di Usini, Soletta, azienda vitivinicola territorio economico di Florinas, la Genuina, Sergio Mureddu, l'impianto di equitazione, Salvatore Barra, cioè aziende importanti che hanno mantenuto, che hanno durato nel tempo. Noi è una scommessa sinceramente che è stata una vittoria per noi, perché quei fondi sono stati utilizzati veramente bene. In quegli anni a Usini era stato fatto un grande lavoro di animazione, la struttura del GAL praticamente si era messa a disposizione e da lì era nato tutto un discorso di aggregazione, tant'è che era nata la prima azienda, si erano accorpati, era Carpante, Careddu Tende e Pazzali, che avevano costituito un'azienda
che poi è andata sul mercato, hanno partecipato diverse volte al Vinitaly, hanno avuto grandi menzioni, primi premi e quant'altro. Quindi una bella realtà importante. È nato tutto così, molte volte discutendo, non sono stati fatti grandi progetti, però ci hanno creduto, è stato fatto un grande lavoro di animazione. Ecco l'importanza del GAL, che a quell'epoca col suo coordinatore, con gli animatori, veramente è stata una cosa vincibile. Adesso perché forse c'è stato cosa posso dire, un rilassamento in quel settore e l'abbandono anche di questa linea che poteva essere vincente? Perché noi poi nel 2007 questi paesi di quella cartina che sono fuoriusciti dal GAL perché non stavano più dentro certi criteri, che erano indice di spopolamento, occupati in agricoltura, indice di vecchiaia, tutti questi fattori, questi essendo paesi vicini nella cintura del Sassarese erano diciamo così, in crescita, questo ha determinato la fuoriuscita del GAL. Non avendo più il sostegno di una struttura così importante, questo è un mio pensiero, ma penso che sia giusto, si è disgregata quella società Carpante, perché evidentemente non c'è stato poi nessun tipo di finanziamento, cosa che hanno potuto usufruire gli altri comuni che erano all'interno del GAL, e poi non c'è stata più animazione. Quindi la gente, ognuno ha continuato a coltivare il suo piccolo appezzamento di terreno senza quella prospettiva di consorziarsi e di imbottigliare e di essere loro competitivi, non dico quanto se la mosca, ma era una realtà importante il territorio, allargando con i paesi limitrofi, Ossi, Usini, Tissi, Uri, eccetera, Ittiri. Quindi oggi sarebbe stata magari una realtà molto più importante. Invece vendono le uve, il Cagnolari, a Santa Maria la Palma, e loro sono i produttori del Cagnolari, perché alla fine è questo. Quindi quell'uva che vendono non so a quanto, loro la trasformano, la mettono sul mercato imbottigliata e ha un valore quadruplicato. Infatti, girare. Certo, sì, infatti è questo quindi dobbiamo partire da questo presupposto, che se non ci uniamo, se non inculchiamo questo nelle aziende, ne abbiamo voglia di fare incontri, riunioni, dobbiamo proprio superare questa fase. Lo stesso discorso è stato fatto nel settore lattiero-caseario, dove la San Pasquale di Nulvi è una bella realtà perché è riuscita a fare un suo prodotto di nicchia e lo sta presentando bene il territorio, ormai hanno un loro nome, ma questo si potrebbe fare anche con i piccoli produttori che oggi stanno producendo per conto loro e poi trovano tutte le difficoltà sia di commercializzazione che anche di marketing o di pubblicità. Io l'ho citato l'altro giorno, ero in un supermercato del territorio, mi è caduto l'occhio su una mezza forma di formaggio a 36,90 € il chilo. Mi sono fermato, ho fatto anche la foto. Ah cavolo, ho fatto una riflessione, ho detto 36,90 €, una pezzo di formaggio a 60 €, cioè neanche il parmigiano reggiano. Quindi ho detto, e poi era pecolino di uso, ma era quello, glielo paga 12 € il chilo. Quanto guadagnano? Allora, secondo me lo possiamo fare anche noi. Io ho detto questo, si può fare un piccolo spaccio territoriale con il marchio Terre di Tradizioni, iniziare a far conoscere i nostri prodotti, a partire da questo. Diciamo, essere presenti nelle sagre come fanno i paesi del Nuorese, questo ne abbiamo parlato anche ieri con Simone. Perché non ci presentiamo e iniziamo già a far vedere che esistiamo come distretto rurale con un nostro marchio, Terre di Tradizioni. Chi c'è nelle Terre di Tradizioni? Ci sono i prodotti dell'Anglona e del Coros, e in più quelli di Castelsardo per quanto riguarda i servizi turistici e il settore ittico, di cui non abbiamo parlato, che però anche loro hanno la loro importanza nel loro piccolo. Quindi abbiamo un territorio vasto, ricco di prodotti di eccellenza e di qualità, che però non riusciamo a mettere in vetrina, come stanno facendo bene i paesi del Nuorese, che hanno iniziato dopo di noi, perché noi avevamo iniziato con la fiera del folklore, si faceva già questa cosa nel piccolo. Loro hanno avuto la capacità di continuare con Autunno in Barbaggia, Cortes Apertas, eccetera. E questo secondo me è qualcosa che dobbiamo fare anche noi. Certo. Siccome gli interventi insomma poi arricchiscono ognuno di noi,
Simone parlava del Cagnolari. Allora, noi dobbiamo scegliere, cioè, quale vocazione dobbiamo dare a questo territorio. Cioè, Mammoiada per il Cannonau nel 2015 da un'associazione, no? Da un'associazione, quindi hanno coinvolto 30 cantine, oggi coinvolgono 200 famiglie che ci lavorano attivamente, sono 400 ettari di vigne se non sbaglio, insomma un paese di 2500 abitanti, cioè il Cannonau, quindi, che come dire, legato a quel territorio, identifica anche poi tutta la Sardegna. Adesso noi abbiamo l'opportunità di Cagnolari, no? Abbiamo Usini che è dentro. Cioè la strategia, cioè non ci dobbiamo inventare, non ci dobbiamo inventare altro, cioè ce l'abbiamo identificativa di quel territorio. Coinvolgere invece un territorio più vasto nella produzione, perché oggi la filiera vitivinicola ha una capacità esponenziale di crescere nel futuro che probabilmente non hanno altre filiere. Cioè oggi rappresenta il 17% del valore della produzione del comparto agricolo in Sardegna, no? Ma l'aspetto importante è che sul vitivinicolo c'è un ricambio generazionale, un'attenzione da parte dei giovani nel ritorno all'agricoltura, no, per occuparsi di quella filiera che va colta. Quindi noi dobbiamo essere in grado magari di cogliere l'opportunità che abbiamo, usi in un territorio che comunque ha quella identificato in quel marchio, no? Che ormai sì è vero è alghero, ma perché noi non possiamo, come dire, sfruttare, no? Quell'immagine di quel Cagnolari che ha già una sua vetrina nazionale e internazionale, quindi sfruttiamola. Il Gran Anglona su cui la cooperativa, insomma, di Nulvi ha investito negli ultimi anni, viene fuori da un'idea. Allora la comunità montana, io proposi l'istituzione, la certificazione di quel marchio, la registrazione di quel marchio, coinvolgendo, allora erano presenti almeno altre 2 cooperative, a Chiaramonti, tentammo allora anche con la cooperativa di Perfugas, poi alla fine l'unica che continuò, diciamo, è la cooperativa di Nulvi, ed è l'unica cooperativa che oggi produce il Gran Anglona. Ma io credo che quella sia, ad esempio, una possibilità, no, di sviluppo, quindi di quella filiera, coinvolgendo, ma lo so benissimo, infatti, cioè, sto ripetendo cose che ci siamo detti in diverse occasioni, ma credo identificare quindi un territorio in quelle che sono diciamo le produzioni legate a quella tradizione, a quella cultura, sia facile poi raccontare all'esterno, quindi riempire quella parte magari di sogni, no? Può essere veramente un'opportunità, secondo me. Il fatto che poi le imprese, portatori, diciamo, di interesse, se nel momento in cui vedono un riscontro, cioè sono invogliati a partecipare, però gli dobbiamo dare una prospettiva, se no è difficile coinvolgerli da quel punto di vista. Cioè il grano, queste sono azioni, voglio dire, che questo territorio è vocato, cioè il territorio dell'Anglona era uno del Granai, insomma, di Roma, cioè cercare di caratterizzarci per produzioni, diciamo, di nicchia, ma che potrebbero
avere il loro valore, valorizzati diciamo, nel modo che noi sappiamo in qualche modo raccontare, quindi nella storia, nelle tradizioni, cercando di uscire un po' anche fuori dai confini dell'Anglona, cioè non dell'Anglona, del Coros, cioè cerchiamo di guardare oltre a un territorio più vasto che può essere Alghero, l'abbiamo fatto adesso con Castelsardo, quindi caratterizziamoci, cioè prendiamo anche quelle che sono le buone pratiche da parte del nuorese, lo dicevi tu, no Gianmarco, cioè, lo fanno bene, cioè abbiamo secondo me tutte le qualità per farle, quindi facciamolo, sperimentiamolo, poi se ci sono dei progetti su cui noi ci possiamo spendere come regione, ci siamo, cioè partiamo da un progetto diciamo sperimentale, così come abbiamo fatto per la scuola di pastoralismo. Oggi quella scuola di pastoralismo è, cioè, tutti i territori della Sardegna, gran parte dei territori mi chiamano, ma come facciamo a replicare la scuola di pastoralismo? Perché quella è nata una buona intuizione, una buona esperienza che può essere replicata a livello regionale, no? Quindi può essere naturalmente migliorata nel tempo, però è partita da questo territorio, cioè bisogna essere fieri anche delle cose che abbiamo e su cui ci possiamo spendere, ci siamo in passato, insomma ci abbiamo lavorato. Benissimo. Niente, ma siccome stiamo facendo un lavorone per la scuola di pastorizia, visto che ci abbiamo l'opportunità, che è tutto collegato perché abbiamo parlato della scuola di pastorizia anche a noi, giusto replicare quando un modello si è stabilizzato, no? Adesso in questa fase siamo ancora nella fase di implementazione, cioè ok che poi ogni territorio può voler avere la sua parte, ma se adesso ogni territorio, come stiamo facendo con Varigal, ci aiuta a individuare allievi, luoghi dove andare a fare lezione e professori, ce la facciamo, perché sembra facile, ma trovare 15 persone che vadano in aula non è facilissimo, per cui se tante persone, anziché pensare di farne una propria, si unissero le forze, almeno in questa fase, no? Almeno in questa fase, finché non abbiamo definito il modellino, poi dopo capito, poi dopo ne possiamo rifare 100.000 appena che abbiamo, però in questo momento abbiamo davvero bisogno ancora di rafforzare e collaborare tutti, e questo vale anche per le stesse cose, siamo perfettamente in linea. Benissimo. C'è un intervento. No, vabbè, questo. Allora sarò brevissimo. Allora, io sono Salvatore Campus e rappresento una startup innovativa che appartiene al distretto, alla sede alla ERRU, è stata anche finanziata dal Galanglona. Noi ci occupiamo di tracciabilità agroalimentare. No, questo è vero, però lo dici tu. Sì, sì. Dicevo, abbiamo finito di sviluppare quest'anno un sistema di tracciabilità che permette di presentare al consumatore finale tutta la filiera in maniera certificata, sono stati degli studi a livello tecnologico molto approfonditi. Quello che volevo chiedere al dottor Montisci è: avete individuato un valore nella digitalizzazione, negli strumenti digitali, nella creazione delle filiere all'interno del distretto, e credete che ci sia un valore anche in funzione di accelerazione della creazione all'interno del distretto della filiera, della sua formalizzazione e dell'aumento del valore percepito poi dopo sul mercato, anche riportando ad esempio l'allevatore e che quindi può arricchire e utilizzare il prodotto finale, che può essere un formaggio, per valorizzare le attività accessorie che poi dopo si possono creare, come nei modelli esistenti fuori che ci diceva. Grazie. Allora, chiaramente poi non potevo raccontarvi tutto,
Però una cosa che a me ha colpito, che c'è una consapevolezza dell'esigenza di andare verso la digitalizzazione in senso veramente profondo. Cioè, a me ha colpito un allevatore che chiede di trovare soluzioni che, al di là della formula che ha utilizzato, di fatto parlava di robotica, giusto per dare un senso di quanto ci sia la consapevolezza che oggi, se vogliamo rendere questi mestieri del passato ancora compatibili con l'idea moderna di vita, non possiamo, come mi raccontavano un allevatore, i primi che mi dicono di lasciar perdere sono i miei genitori. Cioè i primi che mi dicono ma tu sei matto a fare quello che abbiamo fatto noi sono i miei genitori. Quindi o si trova un modo di produrre che è compatibile con la modernità, oppure queste produzioni si perdono. Allora non solo c'è questa richiesta di digitalizzazione, c'è una richiesta, ed ecco perché magari io sono andato veloce, ma una delle azioni del distretto è proprio quella di creare una sinergia con i centri di ricerca, proprio perché bisogna trovare modelli produttivi che siano molto avanzati anche dal punto di vista tecnologico, per dare risposte che rendano questi mestieri compatibili con la modernità. È chiaro che mi raccontavano i miei nonni, quando c'era il pastore rientrava, si diceva dalle mie parti, io sono campidanese, mi scuserete, ma d'ogni 15, cioè ogni 15 giorni, perché si partiva il lunedì mattina, si stava in campagna 2 settimane e poi il venerdì si tornava, si stava sabato e domenica e lunedì si ripartiva. Ora, sfido chiunque di noi, non dei ragazzi che sono sempre sotto accusa, di noi, ad accettare una vita così. È chiaro che questo tipo di vita non è più compatibile. Come si fa a renderla compatibile? Sicuramente l'elemento tecnologico è un elemento fondamentale che riguarda sia certamente la tracciabilità, che va verso, come dire, la comunicazione col consumatore finale, ma io, raccogliendo l'invito che hanno fatto le aziende, dico attenzione, digitalizzazione anche nella fase di produzione, dentro l'azienda e fra le aziende, perché questo probabilmente dà la risposta per rendere questi mestieri nuovamente attrattivi. Prima si diceva 15 persone per una scuola di pastoralismo in tutta la Sardegna e si fa fatica. Allora è chiaro che dobbiamo ragionare sul fatto che oggi chiediamo una qualità della vita che dobbiamo garantire trovando soluzioni. Sicuramente la tecnologia fa parte di questo. Salve, sono Antonello. Volevo precisare una cosa adesso sentendo lei, no? Conosciamo tutte le filiere del latte e i derivati, vitivinicolo, oleario e grano e i suoi derivati, no? Bene o male, tutti, insomma, abbiamo modo di andarci vicino o nel paese o nella famiglia. Più ascolto, insomma, questi dibattiti che facciamo e così via, più mi rendo conto che il grano è praticamente sparito. Non c'è. Nel senso che più nessuno punta. Allora, per quanto riguarda il latte troviamo i formaggi, l'olio troviamo diverse etichette sia di cooperative che di private, anche molto importanti, no? Vitivinicolo, insomma, tutti li conosciamo. Per quanto riguarda il grano, vi giro la domanda a voi. Sì, sono l'unico che ci sta credendo e questa cosa ci ha premiato come miglior laboratorio di pasta fresca regionale. Quindi è quello che
per dire, magari non sono l'unico, siamo tante piccole realtà, no? Però io che mi sono affacciato, subito questa cosa è stata riconosciuta. Ecco perché... Sì? Riconoscere 250 euro a ettaro a chi coltiva per quanto riguarda il grano, per quanto riguarda la nostra parte è anche quella della trasformazione, perché poi possiamo avere persone che producono grano, ma uno può avere anche un'idea, una start-up o un'idea o un progetto che se non viene, ma non dico nemmeno incentivato, aiutato a compiere il proprio progetto, il grano lo coltiviamo ma rimane nel campo oppure lo vendiamo fuori. Esatto. Il fatto del grano sardo è sempre stato un mio sogno che mi ha tenuto fermo perché non trovavo un mulino che mi certificasse, che mi garantisse sia la quantità che la qualità. Non l'ho mai trovato. Nel momento in cui l'ho trovato, ho messo subito in atto il progetto. Ma è sempre un altro privato che ha portato delle persone a convincerlo a piantare il grano con le proprie risorse, con le proprie conoscenze, e come abbiamo intervistato a Uri Marco Dettori, che perché lui dice una cosa: piantare il grano sì, ma bisogna saperlo fare, perché molti dicevano non lo mettiamo più perché non rende più. Non è vero, perché poi c'era un altro signor Dettori di Osilo che ne ha messo 100 ettari di grano. Quindi gli ha reso quest'anno 50 quintali a ettaro, quindi va saputo fare, quindi magari va insegnata le persone vanno insegnate a coltivare il grano ed essere anche più stimolati, perché io l'ho fatto, vabbè, l'avevo provato comunque biologico, quindi alla fine ho aspettato un anno ma non ho raccolto, si può dire, quasi nulla. È stato un tentativo, è stata una prova. Magari con l'aiuto di Marco, conoscendolo già da prima, sarebbe uscito qualcosa di più remunerativo, a livello di quantità parlo. Quindi niente, per concludere, era quello che adesso lei mi ha fatto venire in mente, che è una filiera che va veramente aiutata, tutelata e protetta, perché è proprio fragile. Eppure, l'esempio che faccio sempre, non esiste casa dove non siamo a contatto col grano. Quello francese, canadese, australiano, ucraino. E terre abbandonate ne abbiamo a migliaia di ettari. Benissimo, vedo che giustamente ci deve lasciare, quindi lascio per un saluto. Non vuole dire due parole? Posto così. Grazie. Bene. Benissimo. Altri che vogliono raccontare, intervenire, commentare quello che ci siamo detti? Che ore sono? Allora, siamo in perfetto orario, quindi... no, infatti, quando la riunione del vino è stata particolarmente complicata. Sì, è vero. Va bene, io direi che le cose che ce le siamo detti, dov'è il presidente? Eccolo là, gli lascio il microfono, non so se il direttore vuole salutare. Siamo rimasti pochi, tanto siamo qua fra colleghi, niente, grazie che è intervenuto. Io sono sempre quello che dico, gli assenti hanno sempre torto, perché poi chi non c'è non si deve lamentare di subire le decisioni o le cose che fanno gli altri. No, vabbè, immaginavo, perché poi i sindaci in un periodo particolare ci sono diverse riunioni, quindi dal lato probabilmente si affidano a noi, a noi va bene quello che fate voi. Quindi comunque vi ringrazio voi che avete partecipato e ringrazio sempre Alessandra, Simone e i colleghi del GAL che ci supportano, e adesso decideremo lì l'incontro qua delle associazioni, se metterlo in coda, se fare un incontro, non so, riepilogativo, non so Simone, fra un incontro finale dove poi magari mettiamo anche l'incontro dell'associazione, o se fare un incontro solo per associazioni, non so.
voteremo assieme e poi andrà fatto un incontro con tutti i soci, quindi niente, poi vi terremo aggiornati su quello che sarà il proseguo dell'attività del distretto e noi procediamo con il nostro lavoro e vi terremo aggiornati. Grazie per aver partecipato, grazie.